Cari telespettatori, stiamo parlando sempre di consumo di suolo, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, possibilità di sviluppo e crescita anche per le attività produttive, economiche, commerciali, vivibilità di un'area, il Veneto in particolare. Siamo collegati, a parte ad avere in studio il senatore qui con noi, Giorgio Santini, che ha fatto il suo intervento, il professor Paolo Pileri, professore di urbanistica al Politecnico di Milano. Buonasera professore. Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera. Allora, rigenerazione urbana senza consumo di suolo, una sfida quasi impossibile perché rigenerare un territorio a volte necessita un pochettino di qua, un po' di là, però tagliuzzare un bel consumo di suolo, che poi alla fine dai si riduce alla situazione che vediamo in Veneto, non certo buona e nemmeno da voi in Lombardia, no? No, una bella coppia Veneto e Lombardia da questo punto di vista. No, certo, direi che purtroppo tagliuzzando qua e tagliuzzando là, come dice lei, ovvero, come dire, cementificando anche piccole porzioni, ma dovete pensare che poi la sommatoria di tante piccole porzioni fa quei 785 ettari che il Veneto ha cementificato in un solo anno, ovvero nel 2019. Rendendolo la prima regione in Italia per consumo di suolo in valori assoluti. Allora, è chiaro che questo è una cosa molto grave e che tra l'altro non dà onore al merito delle regioni, come dire, del nord, che si intestano sempre grandi sfide, grandi capacità di riuscire a fare cose impossibili, ma non riescono mai a fare questa cosa che invece è molto possibile, ovvero fare città, fare territorio senza consumare suolo. Perché è facile fare un nuovo capannone al posto di un campo agricolo, è una sfida che sta nella contemporaneità riuscire a fare un nuovo capannone al posto di uno già esistente che oggi non può essere più utilizzato. Questa è la sfida gigantesca che ci aspettiamo da regioni, come dire, che si dicono essere molto avanti, molto ma il problema capaci. dove sta, professore? Perché una normativa di fatto a livello veneto è stata fatta, esiste. La possibilità di abbattere, ricostruire, di avere crediti edilizi da una parte, spostarli dall'altra, insomma è stato istituito. Ma sono i costi a questo punto, strettamente, cioè proprio stringi, cos'è il costo di abbattimento che è troppo alto, quindi non rende conveniente l'urbanizzazione? Insomma, allora, due cose. Allora, innanzitutto, se i dati sono questi, come ho appena detto, significa che quella legge in Veneto e la legge in Lombardia non sono delle buone leggi, perché se no non avremmo quei dati. C'è poco da fare. Se due regioni che hanno inventato le leggi contro il consumo di suolo si ritrovano a essere la prima e la seconda, alternativamente tipo gli champagne nel mondo, gli spumanti nel mondo, non funziona. Allora vuol dire che quella legge è da riscrivere, innanzitutto. La seconda questione è certo, chiaro che si guadagna di più e guadagnare facile a prendere un ettaro agricolo e trasformarlo in qualcosa a piacimento. Però voglio dire, ripeto, la sfida sta lì, la regione si inventi degli incentivi, ma molto spesso il mercato ha bisogno, come in altri paesi d'Europa, anche delle limitazioni, quindi nel momento in cui io limito l'utilizzo dei suoli agricoli, automaticamente diventa, come dire, il mercato si riorganizza su anche altre, come dire, previsioni di guadagno. E qui c'è anche un tema che è la speculazione. È chiaro che io fino a ieri le mie imprese erano abituate a una rendita fondiaria immobiliare elevatissima e pretendono di volerla ancora oggi. Questo non è più possibile. È chiaro che sono cambiati i tempi, oggi siamo in un altro mondo, anche Covid credo che ce l'abbia sbattuto in faccia molto chiaramente. Quindi se si pensa di produrre nel futuro quello che si è fatto nel passato, allora si continua a consumare suolo, non c'è storia. Quindi abbiamo bisogno di un processo culturale che chiediamo cortesemente alla politica di queste grandi regioni che sono governate da compagini politiche, cortesemente di accompagnarci nel futuro e non nel passato. È molto semplice, è una questione politica e culturale. Perfetto, io lo interrompo solo un secondo perché ha parlato di politica, senatore, parla bollente. È la legge fatta così male? Quella in Veneto, non so se l'ha vista quella in Lombardia come dice il professore. Purtroppo sono leggi che sono state fatte con l'idea di andare in questa direzione del consumo di suolo,
ma per una serie di motivi, io conosco meglio quella veneta di quella lombarda, ma comunque immagino che sia la stessa cosa, per gli stessi motivi non sono riuscite in nessun modo a disciplinare le attività poi anche di insediamento ulteriore, di consumo di suolo ulteriore. Quindi è stata una via di compromesso? Quindi con molta probabilità, anzi io direi con certezza, è una legge che, come diceva il professor Pileri, bisogna seriamente riconsiderare e in gran parte su questo tema rifare. Su un punto in particolare che riguarda il Veneto, non so se anche la Lombardia, ma il Veneto sicuramente, molto spesso capita, e se prendiamo una media cittadina veneta, abbiamo questa riprova più o meno dappertutto, oltre che nelle grandi aree industriali, penso proprio anche alla zona di Padova, eccetera, noi vediamo una quantità enorme in questo momento di capannoni sfitti. Classiche zone artigianali, industriali. Zone artigianali, perché sono il frutto di una proliferazione. Quando le cose andavano bene c'era una grande necessità di investimenti. E poi ognuno si faceva il suo capannone. Ecco, allora per esempio è vero che c'è quella legge che si possono spostare, no, i crediti eccetera, però questa non è stata utilizzata come potenzialmente forse il legislatore pensava, perché io vedo tantissime costruzioni nuove, ex novo, adesso per esempio anche qui, no, ci sono grandi capannoni che verranno fatti da Amazon, da altri, nella nostra zona, certo. E nel caso specifico non so se magari recuperano qualche pezzo di altra precedente industrializzazione, ma molto molto raramente si va a utilizzare l'area, se non il capannone se lo si può più utilizzare, l'area che è stata dismessa. E allora quindi abbiamo un territorio fatto di un sacco di aree dismesse ma compromesse ovviamente, perché un'area che è stata industriale in maniera anche pesante, se non viene rigenerata seriamente non può pensare di essere utilizzata per essere come vivibilità, e dall'altro invece altro consumo di suolo, tra virgolette pregiato in questi momenti necessario. Quindi bisogna assolutamente, cioè una delle principali osservazioni che noi abbiamo già fatto, la strategia per la sostenibilità del Veneto, che è stata una regione d'avanguardia perché è la prima che ha fatto una strategia regionale, anche ripeto su nostra spinta, e la prima osservazione che noi facciamo anche come diciamo suggeritori di questa strategia è quella, suggeritori insomma collaboratori, è quella di prevedere subito una nuova legge sul consumo di suolo, perché diversamente abbiamo sentito il dato 785 ettari in più, chiaro, infatti. In più di quello, senza sottrarre una parte consistente di zone, ex zone industriali o artigianali dismesse che non vengono rigenerate. Chiaro. Questo è il senso, una legge dovrebbe dire come minimo innanzitutto questo, prima di nuovo suolo in un'area, in un comune, in una provincia, rigenerare quello che c'è. Professore, lei urbanistica se ne intende. È possibile attuare questo, soprattutto renderlo appetibile, perché quando io parlo di rigenerare un territorio, un suolo, eccetera, lei ha fatto l'esempio di una multinazionale nella vendita di prodotti che sceglie una certa area che non coincide con le zone industriali precedenti. Perché? Perché quell'area è più appetibile di quelle zone industriali precedenti che magari non hanno un sistema viario sufficiente, e in quelle zone industriali lì nessuno ci vuole andare ad abitare. Come si fa? Come si fa? Ci sono i piani urbanistici, ma i piani urbanistici, per esempio anche il sistema viario insufficiente. Adesso io conosco, come dire, nel dettaglio alcune situazioni lombarde e vi assicuro che dove si sono appoggiate le nuove aree logistiche nella parte sud della Lombardia, al posto di campi agricoli, in questo momento i camion stanno utilizzando una rete viaria che prima utilizzavano più o meno 4 auto, quindi stradine di campagna. Allora, lei chi crede che dovrà rimettere mano alla rete viaria, dovrà rimettere mano il soggetto pubblico, quindi una spesa pubblica. Quindi voglio dire, quando fai delle scelte differenti, devi fare delle scelte differenti, trovare le aree e mettere d'accordo i proprietari, dopodiché se gli strumenti per convincere i proprietari delle aree dismesse sono deboli, bene, allora la politica si faccia portatrice presso il Parlamento, presso i governi, di rendere più robusti quegli interventi che consentano di riimpiegare quelle aree, ma non è che si arrende e decide ma sì, ma allora andate a usare le aree agricole. Cioè, la questione è che è chiaro che il problema esiste e le difficoltà ci sono, ma dobbiamo, come dire, decidere di affrontarle.
perché nel futuro, se continuiamo a consumare il suolo, non mangiamo. Se continuiamo a consumare il suolo, abbiamo dissesti idrogeologici. Guardate quello che sta succedendo in questi giorni. Credete che i 5.700 ettari consumati in Italia, cementificati in Italia, siano un toccasana per il dissesto idrogeologico? È il contrario, lo ha detto la Corte dei Conti il 31 ottobre 2019, lo ha detto molto chiaramente. Allora, è chiaro che poi c'è una combinazione pazzesca, che non è solamente il grande capannone, ma è anche tutta quell'urbanizzazione polverizzata che continua in continuazione, perché poi se fai il capannone devi fare la strada, se fai la strada ti si appiccicano anche altre attività più piccole e che dopo si esauriscono, e quindi devi fare un'altra strada e vai avanti così. Va bene? Dopodiché oggi i processi di utilizzo di alcune nuove specializzazioni produttive sono di breve tempo. Quanto durerà questa logistica? Perché i nostri negozi sono durati tanti e potrebbero ancora durare tantissimo, i negozi di vicinato nei centri urbani. Ma questa logistica quanto durerà? Quanto nuovo dismesso stiamo già costruendo? Questa è una domanda che bisogna farsi, perché costa alle tasche degli italiani. Cioè, nel rapporto nazionale sul consumo di suolo è venuto fuori un dato molto chiaro: per ogni ettaro consumato aumenta la spesa pubblica tra i 30 e i 45 mila euro, per ogni ettaro consumato, quindi vuol dire 785 ettari per 40 mila euro, fate voi i conti. Ogni anno in più i veneti devono pagare. Guardate che i paesi europei a nord delle Alpi, a cui poi Veneto e Lombardia si ispirano in continuazione, hanno deciso da tempo di chiudere il rubinetto del consumo di suolo, non consumano così tanto, eppure hanno delle economie che funzionano anche meglio delle nostre, va bene? Quindi possibile che non riusciamo a trovare una quadra, non vogliamo forse trovare una quadra, ripeto, sicuramente si deve passare attraverso alcuni mal di pancia, però voglio dire, sono mal di pancia di cui soffriranno noi adulti, ma non avranno i nostri figli. Questa è la logica con cui bisogna pensare, punto e fine. Forse ci sono interessi notevoli quindi di carattere economico che prevalgono su qualsiasi logica, invece speculativo. Esatto, speculazione, questa è la cosa. Professore, in conclusione, una battuta, siamo giunti al termine. Cosa si sente di dire? Che è un po' forse mi sento di dire, guardi, questo è un tema di cui parliamo da tanti anni. È un'emergenza, è diventata un'emergenza a livello europeo, è diventata un'emergenza in Italia, bisogna avere coraggio e affrontarla. Aiutiamo le imprese, aiutiamo le aziende a collocarsi sulle aree dismesse, facciamolo, va benissimo, aiutiamo coloro che sono i proprietari di aree dismesse a riuscire a venderle, però ecco, diciamo agli uni e agli altri che è finito il tempo della speculazione, quindi chi vende non può pensare di... perché questo è indubbiamente e quindi bisogna anche però parlare al mondo della finanza, che sui crediti urbanistici ahimè si è giocato un po' troppe aspettative. È chiaro che adesso anche il sistema finanziario, quindi le banche, tremano. Certo. Il sistema era gonfio, era troppo gonfio prima, non possiamo permetterci di gonfiarlo ancora per il futuro, quindi dobbiamo in questo momento con coraggio cominciare a fare quello che ci chiede la Corte dei Conti, fondamentalmente, quindi ridurre le aspettative di trasformazione delle aree libere e trovare meccanismi nuovi per utilizzare il dismesso. Professore, la ringrazio tantissimo, le auguro buon lavoro, buon proseguimento, buona serata, grazie del suo contributo. Grazie a voi. E siamo in chiusura, solo una battuta, grazie professore, con lei senatore, Due Carrare, zona del Veneto vicino a Padova, un'area molto particolare, consumo del suolo, proprio un secondo, come andrà a finire? È una questione aperta da parecchio tempo, adesso gli ultimi passaggi mi sono sfuggiti, quindi non so a che punto sia. Quello che è da auspicare è che ci sia una soluzione che non aggiunga ancora ulteriore consumo di suolo, quindi credo che non siano molte. Ci sono esperienze in Europa interessanti in questo campo, per esempio forse anche qualcuna in Italia. Cioè si è cercato di fare in questi casi in cui ci sono questi investimenti, diciamo, ovviamente ogni investimento ha il suo diritto di essere proposto e sono state basate sul fatto di recuperare però all'interno del nuovo perimetro le attività
di vicinato, di commercio, di certo. vicinato, eccetera, eccetera, in modo tale da valorizzarle, insomma. Poter riutilizzare quello spazio da un lato, o dall'altro anche di non creare anche disoccupazione, insomma, nel territorio. Quindi attenzione a tutti e due i vincoli di sostenibilità. Non so se questo sia possibile nella situazione specifica, però per esempio in altri paesi è stata una risposta che ha dato una politica che ha dato una risposta a un problema del consumo di suolo e anche di preservare le condizioni economiche di determinate categorie. Grazie mille senatore anche a lei del suo contributo, grazie a voi telespettatori di averci seguito in questo capitolo che abbiamo fatto. Naturalmente ci troviamo domani per un altro appuntamento, come sempre alle 13 e poi alle 19:35. Buon proseguimento, buona serata. Ecco, finito.